Lo strumento è la cerniera perché fuori da questo teatro si possa avere profonda consapevolezza di quello che noi vogliamo esprimere ad una realtà siciliana che nella stragrande maggioranza sembra essere distratta, sembra vivere al di fuori, avulsa dal contesto nella quale purtroppo, forse inconsapevolmente, è protagonista e vittima al tempo stesso. E allora lasciate che io entri subito nel vivo del tema. Perché? Perché Caltagirone? È stato già detto, perché Caltagirone rappresenta almeno due aspetti significativi nella vita politica nostra, ma non soltanto nostra. Questa è la culla della concezione della politica autonomista. Questa è la città che per prima ha sperimentato il municipalismo, ha concepito la teoria contro ogni statalismo, contro ogni centralismo romano. Questa è la terra dove è stata concepita la cultura politica dell'autonomismo, il protagonismo del cittadino contro le oligarchie e contro gli apparati. Caltagirone, al di là delle collocazioni politiche e delle storie di ciascuno di noi, è una delle fonti primarie per chi vuole attingere